Abbiamo i nostri grani, noi produciamo farina direttamente Grano toscano. dai nostri campi. Verna, Grano toscano. grano toscano, antico grano toscano, Verna, Gentilrosso. Questa è la seconda parte del video che stiamo realizzando qui in zona Virzì, zona Livorno. Virzì. Non sappiamo se arriva la Ramazzotti. Venuta la Ramazzotti qua? No, la Ramazzotti non è venuta. Ancora no. Ancora no, la Ramazzotti. È Oppure- venuta la Verna, è oppure non l'avete venuta la Mar del riconosciuta. Capo, però non è venuta la Ramazzotti, non l'abbiamo No. vista. Insomma, Vedi quei pianti in libertà non si riconosce? no. Attenzione. No, forse è venuta, non lo sappiamo. Ecco, quindi Carlo bene. Conti. Grande Bene, amico, bene. Carlo Seconda Conti. parte dell'intervista in diretta su RMTV, che poi è Radio Milano TV, e quindi su Periscope. Abbiamo collegato tutte le cose possibili, immaginabili, per parlare dei tre spicchi appena arrivati qui, Rosignano Mare. Il posto si Rosignano chiama Marittimo Vada. Vada. Anzi, quando vi dicono dove vai, Vada. cioè, vado. Vada. Ed eccomi qua. È praticamente stato, è una- per il paese è stata una bella Quindi conquista. l'assessore al turismo chiaramente. Sì, mi ha già ringraziato, l'assessore al come turismo dire, Lucia Montagnani mi ha già lo mandiamo in ringraziato. vacanza l'assessore, non, No, non è sei contento, si è organizzato quest'anno il Vada Pizza una donna o un Festival. uomo? Una donna, Lucia Donna? Montagnani. Abbiamo organizzato quest'anno il Vada Pizza Festival con Marco Provinciali e Andrea e abbiamo organizzato, è stato un evento molto importante e il prossimo anno abbiamo delle ottime idee, visto i tre spicchi ho Ecco. delle idee in cantiere E quindi- la prossima quindi- estate in centro a Vada organizzeremo un Vada Pizza Festival dove sono presenti ospiti. Quest'anno abbiamo organizzato con il mio amico anche Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto, insomma abbiamo fatto questo evento per noi molto. Il prossimo anno, visto i tre spicchi, lo miglioreremo. Bene, tre spicchi ma anche tre stelle di categoria alberghiera, questa The More the Charm. La chiamerai Sì, così, insomma. è diciamo la mia piccola realtà, piccola, non tanto piccola, comunque È nato molti appartamenti. prima l'albergo? Prima il o- ristorante. Ah, E l'albergo prima. è nato nel 99. Anche perché Antonio Polzella, mi sta scritto qua, mi è sembrato di capire, perché poi la notte dà veramente consiglio dopo aver mangiato la pizza, essere sopravvissuti, perché con le pizze una volta c'era il rischio la mattina. Sì. No. È nato, cioè lui è pizzaiolo, ecco perché Sì, mia madre è io ho pizzaiolo. questa battuta, non so se funziona. Cuochi si nasce, perché chiaramente devi vero. mangiare, quindi devi Sì. preparare un po' la Pizzaioli volta, si diventa. come dire, devi sopravvivere. Cuore di famiglia, E invece il pizzaiolo, appunto, Mia madre mi ha diventa- detto, mi ha sfilato un segreto, mi ha concepito sopra la braccia tuffanti l'impastatrice. quindi questo è un pizzaiolo che nasce pizzaiolo e che poi si evolve, Sì. che non è cuoco, però poi... Sì, però prendi, Ecco. avendo lavorato comunque anche in cucina dando una mano, è la tua attività, se esatto. sei jolly, tanti chef sono passati Perché qui la mamma molto cucina, conosciuti. la mamma- Gianluca Casini è passato che è un mio chef che ora è il primo chef a Düsseldorf. L'arte in cucina, lo posso dire questo, si chiama Gianluca Casini, lui è il primo chef in Germania in questo momento, da lì è partito le prime pizze gourmet. Che è successo? Che grazie a lui lui ha fatto lo chef da me 2 anni, giovanissimo, ancora più giovane di me, ma lui era molto avanti, e con lui sono partito a fare le prime pizze, che ne so, si parla del 2001, 2002, 2003, in quei tempi noi già facevamo, che ne so, una pizza con il gamberone, con la senape nera, quanto delle pizze con i porcini di tartufo, sai, a quei tempi era già abbinate alle birre artigianali toscane, feci delle serate evento, si parla di molti anni fa. Ma c'è Eravamo molto un po' separati. questo tabù della Tonno fresco, pizza. noi già sì, con questo chef, e lì partì l'idea di. Poi ora magari è normale il gourmet, famosa parola aggiunta così, il che è una gourmet. parolaccia ormai, attenzione. Io attenzione. preferisco pizza degustazione, gourmet, ora si ecco. dice, la usano tutti, pizza gourmet, io so più per dire una pizza degustazione, una pizza anche, pizza e cucina, come io ho chiamato la mia attività, ecco, pizza e cucina, con la E. Potremmo dire anche bed and pizza qui, visto Bed che and pizza, perché- anche farsi una doccia prima di andare a cena. Sì, a me essere molti qui, amici miei colleghi vengono a eh? trovarmi, il pacchetto è completo, quindi mare di fronte, giochi per i bambini se c'è la famiglia, un mare, una spiaggia che è libera e che dà anche la opportunità tranquillità. anche ai bambini di stare sulla battigia. Sì. Asporto, perché uno può prendersi nel suo appartamentino, monolocale, bilocale che sia, può prendersi la sua pizza da sport, mangiarsi vista piscina sul terrazzo nel mio residence, prende 2 o 3 pizze, molti clienti prendono 2 o 3 pizze e se le degustano nel terrazzo, come visto nel Certo, mio residence. certo. Possono venire direttamente a mangiare qui, una mezza pensione, tanti ora, guarda, all'inizio tutti scettici, la mezza pensione pensavano tutti alla pasta, il secondo, il primo, Qui ci può ora scegliere. mezza pensione con la pizza, che all'inizio c'era delle persone, io l'anno scorso un esempio, 2 anni fa, Bene in pizza. venne un signore, lui scettico, sai i classici signori di una certa età che per loro era il primo di mare, il secondo, cioè la mezza pensione erano quella.
Io ho detto, ma prova una pizza, la moglie gli ha detto, prova un giorno la pizza, stava 7 giorni di mezza pensione, al secondo giorno ha provato la pizza, le ha girate tutte, cioè lui praticamente i restanti 5 giorni ogni sera ne cambiava una. Ho detto grazie, ti ho ringraziato perché mi ha detto, io non pensavo mai, e lui si è fatto tutta la mezza pensione a pizza. Quindi qui siamo nel primo relais chateau, chiamiamolo così, no? Sì, fa piacere. Relais chateau, sì, dove si può apprezzare la pizza, dove poi ci sono le birre, quindi io puoi bere anche le birre perché dormi qua, senza problema della guida, bere sempre con criterio, ricordiamoci, bere il giusto, bere bene e bere il giusto. Ma ci sono i vini, c'è il vino della casa. Spot bisogna fare questo della guida, ma mettersi alla guida sempre tranquilli. Ecco, quindi... Qui è ancora meglio perché dormi qui. Attenzione alla piscina a sinistra, che uno magari sbaglia, si rovescia in piscina, mi raccomando. Sì, a chilometro zero ci sono le camere. Le camere direttamente dietro, che pizza, camere e tutto, più abbiamo il terreno in campagna qui a 2-3 km dove produco il mio grano e il mio olio. Questo è fondamentale, perché il mio impasto è fatto col mio olio, il mio grano e il mio lievito madres, che è praticamente mio, a parte il sale, ora la salina non l'aprirò, comunque usiamo un sale comunque integrale, un sale comunque viene, uso due tipologie di sale, o un sale puro di Volterra, il più puro d'Italia, che è qui toscano, ho alternato a volte con del sale Slow Food di Trapani, che è il sale vero, Prestigio Slow Food, un sale spettacolare, integrale, che fa bene alla salute, può usare una quantità particolare, meno amaro, è migliore. Mentre per il resto usiamo tutti gli ingredienti Slow Food, ma fa piacere sta cosa, prendete noi dal campo, noi ora iniziamo mercoledì prossimo, per esempio, io sono qui, ho preso i 3 spicchi, ma io mercoledì mattina alle 7 sveglia, rastelli alla mano e per un mese cogliamo le olive. Ecco. Dopo semini il grano, lavori la terra, si fa il grano, c'è un lavoro, io dico a 360 gradi, partiamo dalla terra, abbiamo le camere fino alla tavola, cioè mio zio produce il vino, sicché praticamente la mia realtà lo posso dire. Qui siamo nella filiera, qui sì, ci sono anche dei figli, ho visto, sì, una prolunga. Bene, c'è però questo difetto secondo me che è l'apertura, cioè che voi poi chiudete. Noi chiudiamo d'inverno, chiudiamo d'inverno, dispiace di molti clienti, ma chiudiamo d'inverno anche perché abbiamo dei ritmi estivi, ammettiamo anche per la salute nostra comunque, abbiamo dei ritmi estivi dove facciamo gruppi e tutto, pullman, dove noi partiamo dalla colazione, noi stessi di famiglia partiamo dalla colazione e arriviamo fino alla chiusura, non stop, da marzo a novembre. Poi abbiamo la terra, nell'inverno cosa facciamo? Oltre giustamente le nostre meritate ferie come tutto il mondo le fa per le vacanze di Natale, ma noi abbiamo come l'anno scorso potare abbiamo 2000 piante di olive da potare, seminiamo il grano. Anno nuovo, come ogni anno succede, noi fortunatamente spaziamo oltre e ci piace sempre comunque rinnovare il locale. Ogni anno abbiamo un'idea, noi cosa facciamo? Riusciamo a spengere il cervello, dico sempre io, fino alla Befana. Dopo la Befana noi siamo già, voi non ci vedete, ma noi stiamo a lavorare per voi, siamo qui dentro, come quest'anno abbiamo iniziato il 10 gennaio a rinnovare tutti gli appartamentini, perché comunque andavano sistemate, ritoccate un restyling degli appartamenti. L'anno prima abbiamo fatto tutto il restyling del locale, l'anno prima abbiamo fatto tutto il laboratorio interno, e questi lavori, aprendo il 1° di marzo, deve partire almeno 2 mesi prima, perché l'attività è grande. Mio padre l'ha detto alla potatura delle piante, che anche potare tutte le piante del residence, della campagna, ci vuole 2 mesi di lavoro effettivo. Lui ogni mattina, mio padre, che sia domenica che sia sabato, si alza alle 7, porta tutte le piante, cioè le chiamiamo chiusura, ma in realtà è un'apertura, perché abbiamo l'apertura a un altro lavoro, ecco, non è una chiusura. E giustamente poi abbiamo anche, ho 2 bambine, anche ogni giorno si cosa, anche la sua famiglia, anche perché, dico purtroppo, nel senso bene che lavoriamo, però io d'estate la mia famiglia veramente ci vediamo ciao ciao, le mie bambine le vedo un'ora, 10 minuti, sicché voglio stare anche un po' con la famiglia, penso sia meritato. E poi questo è per il motivo della chiusura, non è niente di... E noi ora chiudiamo il collegamento, abbiamo detto tutto. Sì, il residence diciamo è aperto anche un po' di più, residence che poi prolunga un po' la chiusura, riapre un po' prima, chiude un po' dopo, però la struttura la chiudiamo anche per questo meritato riposo e anche perché ci prepariamo a idee nuove, prossimi anni idee nuove, perché dentro i pizzaioli poi tanto sono creativi. Io la notte devo spengere la luce prima di avere sonno, mi metto sotto la testa sotto il cuscino e il cervello comincia a pensare. Ecco, salutiamo perché c'è una lista del Gambero Rosso che siamo in work in progress, che gli stiamo aggiornando un po' questa, che è anche una classifica. C'è anche quelli, perché praticamente qui a Vada
Sì. quindi alla Ventola, abbiamo detto della Ventola perché si chiama Ventola, non Perché abbiamo c'è detto, una questo è ventola, importante, perché c'è una ventola a tre, e questo può passare, è quel giornale lì, guarda, io voglio fare. questo? Sì, il nostro magazine. Questo è il nostro magazine del locale dove noi spieghiamo il mulino, lo aggiorniamo ogni anno, c'è la famiglia e tutto. E qui, eccolo qui, la ventola sul tetto. Era il 63 dove oggi nella pizzeria. Quindi una sorta di c'era una eolico, realtà agricola. eolico. Cioè, sì, praticamente mio padre cosa ha fatto? Sul tetto non c'era la corrente in quel periodo. E questa dinamo produceva corrente, era una ventola a tre pale che è sul tetto proprio della casa. Certo. Produceva Funziona corrente, ancora? una dinamo Funzionate? non dà corrente, però la corrente c'è, a quei tempi non c'era. Che ogni tanto si bloccava, mio padre scendeva, levava la batteria dal trattore e collegava la corrente. Solo per le luci. Quando andava via, quando smetteva di funzionare. Ecco, Sì, 12 volte. questa storia raccontata. Ringrazio Mamo, il mio grande amico Che doveva Mamo, essere Giulia, con noi, doveva essere con il noi. videomaker. Giulia per la parte grafica e Mamo che mi segue la parte dei video e tutto, e il mio social management in particolare, il mio braccio destro, senza lui non sei arrivato qui. Lo ringrazio vivamente perché veramente è un grandissimo personaggio, è amico e personaggio e capisce la mia passione. Infatti lui mi segue in tutto. La Sì. parte Che poi è anche l'arredo, il decoro, anche quello- la grafica, lui mi segue tutto e è veramente una persona, perché a volte non bisogna, l'apparenza inganna, se lo vedete fa morire. Bene, prossimamente, però è il numero prossimamente, uno, è il numero uno. Chiudiamo con quelli che sono in odore, diciamo, di terzo spicchio, perché evidentemente l'anno scorso non c'erano i punteggi, però la ventola aveva 2 spicchi, poi poteva essere 81, 82, 83, non si sa. cioè l'anticamera chiaramente ai 3 spicchi da 90 in su. Quindi abbiamo notato, questa Cernita ringrazio per avermi messo a disposizione la guida, e quindi ci sono i punteggi, c'è il servizio, quindi andremo a cercare queste cose che sono in guida, che vanno un po' a discapito della guida, però insomma l'informazione chiaramente va fatta, ecco, ci basiamo chiaramente su altre pubblicazioni e cerchiamo anche di incrociare delle cose, e quindi possiamo dire che con 89, ad esempio, proprio un passo dai 3 spicchi, quindi qui basta qualcosa. Belluno potrebbe arrivare il terzo spicchio il prossimo anno perché siamo 89, come da Chicco a Colle Valdelsa, siamo in Toscana, Sì. che è poi una sorta di campagna, cioè praticamente in Toscana ci sono gli stessi 3 spicchi, no? Come Sì, numero, sì, come quindi numero. siamo lì. Ovviamente Sì, sono 2 regioni. Toscana è al secondo posto dopo la Campania. Esatto, 13, ma 12, c'è mi pare. c'è un locale di Ma differenza. effettivamente in Toscana siamo molto impegnati per la Ecco, pizza. abbiamo 2 locali, quindi con 89, questo di Colle Valdersa non Sì. conoscete? No. Comunque è saltato fuori che è Però lo 89. vado a trovare, non lo Ecco. sapevo. Poi abbiamo con 88, abbiamo invece il Amico ristorante dell'angolo a Vittuone, in Amico Toscana. mio, sono stato io l'anno scorso, ma è amico mio. Qui, Giuseppe Rizzo, è un posto qua vicino? Milano. Ah, Milano, quindi Vittuone in provincia di Milano, ecco, È perfetto. amico mio, sì, sto leggendo. Poi abbiamo Alimento Brescia, Non lo conosco. che è quello, dovrebbe essere quello che è stato premiato, è un 2 rotelle 88, Sì. e anche le rotelle, Sì, pizza sì, da per pizza da sport, sport, antiche pizza Sopraria, da taglio, Chioggia. ecco, non so se anche qui c'è qualcosa che farete. E qui Gregoris. Ecco, Grigoris a 88 Mestre, che già da un po' di tempo si parla. Questo mio grande amico Ruggero Ravagnane. Ecco, Antichi Sapori a Chioggia è un 2 rotelle. Pizza spettacolare. Ecco, Gregoris ecco. c'ha una cantina, c'è un Lorenzo Pillon che spiega le Ecco, birre. perché sono poi i vini. ristoranti che hanno anche la pizza. No, Gregoris è una Gregoris- pizzeria, però Gregoris, scusa la pronuncia, ma eh. praticamente Ruggero ha una sul bere e sulla pizza è favoloso, un locale bellissimo Sì. a Mestre. E poi siamo fuori Mestre, sì, che è un però paesino, è un paesino locale che ha un sempre nome. pieno, sempre, Ecco. lavora benissimo lui, sempre È già una aggiornato. star, ecco, Sì, già, sì, ecco, diciamo Ruggero che è abbastanza... è un esempio per tutti noi, è un esempio per tutti noi. Certo, ancora però non insignito di 3 spicchi, evidentemente manca, va bene, manca forse un po' di modestia, delle volte può essere anche Non quello. lo so, io Ecco, sai, certe volte... io le sto leggendo insieme a le sto leggendo insieme a te queste elenco, non è ecco che qua, non l'ho visto. ecco. voi che Poi la guardate. Torre di Verona con 2 rotelle, Pumà, del poi mio amico Pumà, Biliari, Pumà Beniamino. sta... Le sto leggendo ora, io non l'ho Pumà a nemmeno visto. Bologna a 88, comunque pari merito con Milano Marittima, è la conferma quello che poi io sospettavo, Fumato. che Fiore Mio quando si chiamavano tutti Fiore Mio, praticamente sì, la sede madre è quella di Faenza, in realtà secondo me Milano Marittima e anche Bologna avevano un po' superato, e la conferma viene appunto
dal gambero rosso che riconosce un punto in più comunque, a questi ora due Pumà. Voglio dire una cosa, ora 88, 89, un punto, Beh. 90, ci siamo, non hanno i 3 spicchi, però io sono stato a mangiare a molti di questi, Ecco. ne valgono tutti i 3 spicchi. Cioè, siamo, poi siamo in odore. Siamo, Ecco. siamo Poi, non poi lo so, quest'anno magari, è toccato la ventola. magari quest'anno Ecco, l'anno scorso no. però. No, per esempio l'anno scorso non l'avevo. Cioè, a me Va fa bene. molto piacere, ma vorrei che tutti fossero 3 spicchi, perché comunque ognuno si alza la mattina, di questi ne conosco tanti, veramente lavorano duro e sono bravissimi. Quest'anno ho preso 3 spicchi, ma non è, meriterebbero tutti i 3 spicchi, Certo. perché ognuno questo lavoro lo fa con passione, perché se sono lì, questi Bene. come me si alzano la mattina presto, non si può fare gesti, ma si fanno un mazzo. Abbiamo anche la Contrada da Versa con 88, che è la zona ormai orfana di Gianfranco Iervolino, che se n'è andato, sono praticamente chef pizzaioli Sì. che lavorano qualche anno, fanno tenere i 3 spicchi, poi se ne vanno. Zenzero per esempio, che 88 Zenzero che ha vinto è- le migliori carte del bere quest'anno. Zenzero è Ha praticamente vinto le migliori carte del bere. Pisa, Sì, che cascia, ecco, che è stato premiato vecchia. per Sbanco a Roma con 88, Conosco Calegari. meritatissimo, che ancora non ha ottenuto i 3 spicchi, ma c'è una pizza cacio e pepe che consiglio a Devo andare tutti. a mangiare, non sono Ecco, andato da cacio e Gianni, pepe. andare da Calegari, ce n'andarci. Poi abbiamo Menchetti a Siena, Che 87, che ha avuto c'è anche Arezzo, ma lui l'ha preso 3 europei ecco, per ha Arezzo. più locali. Sì, però ma quello voglio dire, Qui non c'è nel progetto io, qualcos'altro. io per i voti sono d'accordo, va benissimo, Certo. però tutti si metterebbe, cioè per quello che ci mettono questi ragazzi, come tutti, da quello che ce n'è uno che non c'è ancora, tutti si meritano, perché comunque a me non mi piace che uno ce n'ha 3, 2, mica per tutti uguali, ecco, per dirti, perché ognuno merita per quello che fa, perché veramente ci mettono tutti il cuore, se no non erano, chi fa il pizzaiolo, c'è la pizzeria, vuol dire che c'ha passione, perché è un lavoro che ti toglie Poi tanto tempo. quest'inverno andremo anche al Gringo, a Calalzo di Cadore, quindi sicuramente in zona sciistica, sono le parti di Cortina d'Ampezzo, e il Gringo con Casale Ruffini, 87. vedrai, è di Alessandro, il ragazzo che era alla prova del cuoco ieri. Sì? Ruffini, penso sia lui, perché Palestrina dov'è? Roma. Roma? Non l'abbiamo scritto, ma Sì, ma lo vedrai aggiorneremo, lui, lo aggiorneremo Ruffini, perché questo è penso. proprio per mettere in ordine. E chiaramente Ti sei. Non l'avevo ancora vista, ha fatto la scaletta. Ho lavorato ieri sera anche perché c'era l'opera in diretta dal Reggio di Parma, bellissima. Hai fatto la scaletta di quelli subito. Ecco, esatto, quindi ho fatto tutto Non lo questo, sapevo, no, io questo sai, lavoro in poi camera, perché chiaramente sono anche tornato. noi giornalisti, se chiaramente c'è un'accoglienza di un certo tipo, chiaramente riusciamo a lavorare bene, poi degustiamo, no, in buone condizioni, quindi è tutto, sempre tutto importante. E tra l'altro altri colleghi mi sembra siano passati, si sono trovati bene qui. Sì, molti colleghi vengono a trovare. Chiaramente, insomma. Vengono anche le senza le sorte, vengono a trovare. E non è obbligatorio per le pizzerie. Beh, direi che chiudiamo, ce ne sono altri, poi quando sarò in studio faremo proprio l'elenco perfetto, che tra l'altro è in work in progress. Vi salutiamo qui da Vadua. Io vado verso Milano Marittima, taglio proprio l'Appennino, quindi mi immergo ulteriormente nella natura, perché Sì. allora arriva con l'autostrada, certe cose. Sì, proprio. Anche qui c'è una La zona mia è strada. la Pineta, comunque, visto la zona mia Sì, di mare. ecco, io sogno sempre questa stradina che va direttamente in spiaggia, con una spiaggia chiaramente dove c'è sempre lui, praticamente, o sosia, insomma, comunque, no? Che è sempre là che ti attende con i croissant, con quelle cose che si vendono in spiaggia, che sono quegli stecchini con le cose dolci, che si facevano una Sì, volta, no, non so se si va fanno bene. ancora. Comunque, E dai, quindi una bella spiaggia sempre della Ventola qui direttamente, Sì, per gli la alloggiati. spiaggia tranquillo, abbiamo la spiaggia libera qui davanti, Esatto, non c'è problemi. ecco. Vicini sono 2 passi dal mare, la Pineta per fare una passeggiata nel verde, giochi per i bambini dietro, giochi per i bambini vicino anche dove uno mangia. È un posto